lo gnalei, la Wes di Patoué, la lingua della feira. Alors, c'est oui, Cesarino Bonnet, qui est un artisan très connu, tant bien à la Feira de Donas comme à la Feira de Centaure, et nous sommes peu près d'un meuble qui appartient à notre culture et à notre tradition campagnarde. Alors, Cesarino, di che è che nous avons portato qui? Oui, et le bœuf. Le bœuf veniva bien impiegato piuttosto dalla bassa vallée. Perché noi dalla bassa vallée non pare grosse montagne che si lì. Io ho dei piccoli moyens e ognuno si fia lo beurre. Ha marcato rinse o evase e che pavo, le un cramini e poi fiamo lo beurre. Donc, Cesarino, qual è lo bœuf che in francese sarà la baratte droite e in italien, se mi trompo po', è la zangola verticale. Oui. Giusto? Oui. D'accordo. Le borche che si fa, le due sono fatte di brenga. Ouais. La brenga partecipa l'umido, poi D'accordo. se è ben di zartagnino ma lo zartagnino va pas, lo perché mazza lo burro, lì se lo tanino. Allora la brenga, le her che vuoi che sono fatte di brenga. La brenga è più malena a chi, a fare le rion, perché è lenta a capire. Non penso bene che de noi, lo noi se curvo più lento, lo bianco de noi, ma io di file di brenga. D'accordo. Lo dessus, la copoetta, non dice la copoetta, che serve quando ti è sulla cragma sola e serve per fare ritornare di la cragma. Gli è pas fatto fare gusta perché quando lo beurre bagna, vendeur arriva a miranzi la fura. E poi c'è la moda è lo fon, è fatta di freno, e la moda è fatta di tui. Perché lo toglie? Ma bien souvent, noi lo beurre abbiamo ancora le bocce e le female. D'accordo. E allora si fa dei beurre più d'or, casse le mani. Lo zen termo che la de Cesarino. Mais le bœuf. À la lettre, pour les amis francophones, ça veut dire mener la baratte, conduire la baratte. È un bel termine che ha usato Cesarino, mais le bœuf, alla lettera vuol dire condurre la zangola. Molto bello. Scusa. E deco quando io allavo ancora i vegliamo, perché fiamo ancora, perché portavano la liti, ma perché fiamo ancora lo beurre in mente, fiamo lo beurre, lo formaggio in mente. Allora mi avevano lo beurre e mi avevano lo beurre alla vegliamo. Ouais. Poi le giornate che veniamo, perché qualcuno traballava a venire, infatti deco una ora di me, deco per sempre, poi qualcuno raffreddiva, qualcuno sudava. E poi io là all'introito le foglie e ho lo beurre a me. Allora, in codo là è bene, lo secondo, lo qualche cosa che fatto studiare qualche. E abbiamo preso lo recro, di due sicurezze, abbiamo preso lo recro e mettato di una cragma, ma poi lo beurre per me, per la fiocca. Già. Ma la vieille, così se n'è, che aveva un po' di beurre, anche le giovani hanno sortito dell'ertario contenti.